E fanno la colazione col nonno, mi parla di struzzi e fame, freddo, paura, de una vita demonia. Ma con fede, coraggio e lavoro, col parla far finché si insonnia. E adesso contenti cantiamo in fondo della colonia. Se sto in colonia a far quella canto così, mi ricordo tutti di le struzie che go passa. Me go criata con a dormia in qualche paio, de mangiar poco de bon e quasi sempre misura. Come le vea la mattina, preghi al Signor Madonna Santi così sia, del fogone a lei la salera che voglia, parecchia alla nonna la polenta brustolata. E col nonno le via su, ciapea l'acqua calda e se fe un cimarrón, se sentia sotto voce che preghi con devozione, ringraziando la salute e la famiglia fortunata. E qua italiano che non l'ha passata stretta, sempre de pie par terra, de no rossar capoeira, o sapar sotto il vignal. Pegò criessimo un cavallo e andava sempre al molin, non poteva mancar vin, né farina, acqua e sal. Come le vea la mattina, preghi al Signor Madonna Santi così sia, del fogone a legna la salera che boia, parecchia la nonna la polenta brustolata. E col nonno le via su, ciapea l'acqua calda e se fe un cimarrón, se sentia sotto voce che il preghi con devozione, ringraziando la salute e la famiglia fortunata. Si vos le vai a polenta estropade, e na volta di guardar del giaronetto de arriva, sbaia e viene il cane viva e davanti un coniglio. Lo svira con l'occhio dritto che go in piomba una sassata, go in pianta via una magnata, con polenta e toccio fisso. Come le vea la mattina, preghi al Signor Madonna Santi così sia, del fogone a lei la salera che voglia, parecchia la nonna la polenta brustolata. E col nonno le via su, ciapea l'acqua calda e se fe un cimarrón, se sentia sotto voce che preghi con devozione, ringraziando la salute e la famiglia fortunata. Quel tempo là qualche tipo di carne c'era una festa, ne vero? Casa di amorosa, apri una pianta go pisa, nava mega beca, Maria Santa che paura. Alla sta proprio una bravura, la rento dell'ospedal, dottor Paolo tira il mal, ma da se fuori de misura. Come le vea la mattina, preghi al Signor Madonna Santi così sia, del fogone a lei la salera che voglia, parecchia la nonna la polenta brustolata. E col nonno le via su, ciapea l'acqua calda e se fe un cimarrón, se sentia sotto voce che preghi con devozione, ringraziando la salute e la famiglia fortunata. Pepe Seu la prima volta in casa di amorosa, Maria Santa quanta vergogna! Bisogna tenere conto di sé ai nostri migranti, in tola che n'era tanti, tante volte pan e bagna. Chi spara a gatta magna, proverbio de sparagnoni,
pulizia del fogão a lenha, la salera che boia, parecchia la nonna, la polenta brustolata. E col nonno leve a su, ciapea l'acqua calda e se fea un cimarrone, se sentia sotto ose che il preghe con devozione, ringraziando la salute e la famiglia fortunata. Casa tardi la zenava lupa, la medeccia storta cae la ciupa. Te si tanto crui, si ti soi che pusa, ma io se stantino che mi son stufa. Va a dormir su stalla e se me clamusa, oh là. Va a dormir su stalla e se me clamusa. E chi che non va a puttane, ah? Oh, ma che non lo capisco, tutti quanti dise che son ciucchetto, ma la quattro gambe anche in cuccio, ma come mi ricordo c'ha pur balcon, sol che ne fermo sotto il barancone. Quel del ciucchettoni non mia paro, oh là. Quel del ciucchettoni non mia paro. Tu non scarai su vomita, non so bene. Fossimo paroni, le costumo vecchio dei nostri nonni, la bevemo pure anche con limone, chi parla e non beve se buseroni. Si siamo quaretti ma ciucchettoni, oh là. Si siamo quaretti ma ciucchettoni, oh là. Si siamo quaretti ma ciucchettoni. Mi si la mai qua farina vita. Hey, hey! Ecco che spettacolo, che maraviglia! Noi siamo arrivare un'altra volta con un altro filo italiano. Noi siamo qua in cantina, qua a Serafina, Serra Gauscia, Rio Grande do Sul. Ciao! Mi sono Edgardo Locatelli Marostica e parlo la nostra vera e madre lingua, il nostro italiano, ereditata da nostra gente, di nostri nonni, dei nostri discendenti e dei nostri immigranti. Lingua di referenza culturale brasiliana. Però lingua brasiliana, siamo del Brasile, mia vero, ma abbiamo le vene, la origine e il sangue italiano, del Veneto. Noi siamo venuti di là e abbiamo questa lingua che parliamo e che se comunichiamo e che se famo capire, mia vera.
E stasera cavaremo che? Cavaremo tante belle robe per mostrarvi a voi altri, come anche un invitato nostro di stasera, Jassiano Ecker, che ha fatto un film, La cucagna di Giovanna. Cavaremo di parlare delle nostre feste, delle nostre agende, così, tanto che andiamo, cosa che facciamo col nostro italiano. Siamo stati domenica passata al 30, che è la comunità di Santo Antonio, dove là nel museo e la casa dell'immigrante Luigi Pinzetta, che abbiamo fatto a live di là, tanta gente che ha assistito, che ha piacesto, e una parte è stata in drio del nostro amico, di Angelo Pinzetta, belle cose che va a contare, che Valti non fa neanche idea, non dà per perdere. Faremo culinaria del dottor Bruno Bertagnoli Londero, che fa la bruschetta, ma ben poco stasera sta bruschetta, e tante altre cose. Scherziamo, bevemo, mangiamo, ridemo, sappassemo, anche se Beto Pinzetta che fa parte, che abbiamo fatto qua, mercoledì, qua a casa in cantina, che abbiamo fatto la scuola Cuccagna, scuola per ciechi grandi, con la maestra Adriana Sabadini e de più di 20 alunni. Ha fatto una gravazione grandissima, sta fatto 2 polente, una sta fatta la Valchiria de Marco Magnada tutta, e questa qua de Marigno la c'è ancora qua, è che genera tanta proprio polenta. E anche andiamo a parlare sopra polenta stasera. Ben, compartilhe de modo público nossa live e marque seus amigos nos comentários, va bem? Proprio cosita. Marque seus amigos no comentário. Stasera il nostro sorteio vai essere ben differente di tutte che altre volte. Allora faremo proprio per avanti una sorpresa qua stasera. Adilnet, provedore di accesso a internet in tecnologia fibra ottica, Migi Plus che fa rason per tutte quante le bestie belle e sane, H2O Poços Artesianos, ecco questa gente è de Garibaldi, e fa il buso, installa, fa legalizzazione, monitoramento, trattamento, tutto quel che occorre, capito? Allora se ti occorre acqua, chiama H2O, che abbiamo Salumeria Tebaldi, pensa in prodotti di altissima qualità. Sta settimana mandare non so quanti chili su per la maraviglia Santa Catarina. Pian alimento a Soparcanga gatti e pesci con altissima qualità e alta conversione. Abbiamo la Miriam Alimentos e il mostato della Miriam, che è uno dei prodotti, è quel che sta fatto la pizza più grande del Brasile qua a Serafina, che è molio di tomate. Abbiamo anche di parlare della Cooperlate, che è una comprativa qua di Serafina Correa, che appoia tutto quel che noi immaginiamo da far sopra la cultura italiana con la Assodita. Questo qua è il dizionario italiano-brasiliano. Cosita? Ecco. Cioè, stasera sì, abbiamo tante cose, pareceve. Abbiamo Aquafest, prodotti di igiene e limpeza. Quando che ti senti un buon aroma, ossia aromas che eternizzano affetto, è Aquafest. Ti vai al supermercato, compra prodotti della nostra gente, dei nostri patrocinatori, proprio così, Ghetto capio? Ecco, questa è la idea, vodka Raisca, la vodka che fa le meglio caipirinhe, gin rocks e altri prodotti. Abastecedora Casquense Posto do Décio, abastece qua. Dopara lavori da nostra gente di qua, caffè da mattina desde le 6 a loja di convenienza fino alle 11 di notte. Te che è un bambino, te che è famiglia, zedrio piover, vieni qua, che abbiamo tutto il quarto. Sapevo Valtri, proprio così te verento del bagnero te senti un buon aroma, un profumo di Aquafest, qua a Casca, abastecedora casquense. Abbiamo la Solar Power, energia solar fotovoltaica, qua a Serafina con Cristian Dalmas, 9673 1342. Abbiamo anche di Máquinas e Algor juntos para sermos mais fortes, che è una impresa che produce tutto quel che si pica via pal trattore. Capito? Spalhatori di sterco, spalhatori di prodotti, di adubo, di ureia, le insiladere anche, ecco, pulverizzatori di non so quanti metri, e adesso che c'è anche freddo, vende motosserre, vende rasciatori di legna, e il telefono è 3242 1333 qua a Nova Prata. Quando noi parliamo della nostra regione qua, o prefixo è 54, non altri neanche non lo parliamo, va bene? Vitalmag aparelhos terapêuticos completissimo, 549 9131 5571. Capito il discorso? Viveiro Somacal de Farroupilha, loro fa entrega dove che ti te chiami, capito il discorso? Sia Naranze,
1000, 2000, 5000 naranze per fare un pomare e guadagnare skei, per segari, mense, ua, quel che ti te puoi immaginartela, lo rigà, va bene? Allora, muda de qualità, mudas de qualidade em grande quantidade. 54-3261-5857. Parlando in viveiro, noi avevamo anche il viveiro Pitol. Questo quale è di Antagorda, vende sol mude de nogare, ma diverse varietà di nogare. E quando ti metti la nose, là ti pianti a nogara e ti catti sulle nose, ti puoi consorziare, ossia ti puoi mettere piegore, becche, cavalli, bestie, piantare gramado, piantare altre cose via per medo, per guadagnare tanti skei. O telefono è con Leandro Pitol 51 99807 4352. Va bene? Cosita. E il nostro filone Drio Rivar e il nostro filone cultural, umoristico e musical. Strada dal bosco, la lunga, la larga e la stretta. La strada del bosco, la lunga, la larga e la stretta. L'hai fatta a barchetta, l'hai fatta per fare l'amore. L'hai fatta a barchetta, l'hai fatta per fare l'amore. L'amore lo faccio con la mia bella. L'amore lo faccio con la mia bella. Mi sento una stella, la stella caduta dal cielo. Mi sento una stella, la stella caduta dal cielo. Caduta dal cielo, criata e mandata da Dio. Caduta dal cielo, criata e mandata da Dio. Che bel paradiso, una notte dormire con te. Che bel paradiso, una notte dormire con te. Di notte non dormo, di giorno cammino. Di notte non dormo, di giorno cammino. Penso sempre la mia bella, che un giorno la voglio sposare. Penso sempre la mia bella, che un giorno la voglio sposare. Ecco, che spettacolo cosita sia, ora che ve la barettina qua, Viveiro Somacal, che a barettina qua, ecco, la che va del regalo a quei che femo sorteio stasera. Che sorpresa che abbiamo parecchia per Valtri, continua a scompartire che abbiamo una sorpresa bellissima, capito il discorso? Stasera non è sorpresa meglio che stasera, va bene? Ascolta bene, giorno 2 e 9 di giugno, le nostre live, il nostro programma Filò Italiano, va a essere fatto a San Domingos do Sul, una città qua ben darente di Serafina Correa, in nome della Prefeitura Municipal, in nome da impresa Domilac Laticínios, che abbiamo Metalúrgica Castellani, Basalto Zamin, Persianas e Tapetes
e gatto materiais de construção, proprio così. Anche volevo dire che domenica passata noi siamo stati al 30, ecco là, del Museo Luigi Pinzetta, della Casa dell'Immigrante, l'altra comunità Santo Antonio, con la trasmissione del nostro filò. Il nome è ringraziare a quei che mi ha patrocinato, la Prefeitura Municipale di Casca che appoggia la cultura e che adesso, giorno 28, mi va a Casca a fare un spettacolo per la terza età. Penseve, pareceve noniti che noi saremo là. Museu Luigi Pinzetta, ponto de cultura e turismo, e per mesas extensíveis, linhas prática e tradicional e bancos extensíveis de imbuia, cerezera, pinos e madeira tuta maciça, capito o discorso? www.hipermesas.com.br. Supremo Empreendimentos, loteamento com toda a infraestrutura, Mecal mais ferramentas e ferragens, quadra Serafina e de Casca, e anche Sisamo Empreendimentos, construção, incorporação, loteamentos, agenciamento de imóveis de Nova Bassano, próprio del Bassan, próprio Gocita, com Edgar De Santi, 54 3273 1432, vem qua che te fè un buon negócio. Ma ascolti bem, Beto Pinzetta che mi ha aiutato là al 30, insieme con Marinho, mercoledì passato, noi abbiamo fatto diversi scherzi qua, di questo medesimo posto perché abbiamo bio la scuola Cuccagna del Italiano qua e allora abbiamo contato diverse frottole. Devo vedere, intanto che fa la polenta, intanto che fa da mangiare e che era la scuola, cosa è successo mercoledì passato. Vai là, Josiel. Ecco, e noi siamo drio partecipare della scuola dell'italiano, anche che è mercoledì, e siamo drio fare una materia per molare domenica del nostro figlio italiano. Ecco, Beto Pinzetta, Marinho, ringraziamo avanti che si qua. Allora siamo qua in cantina, insieme con tutti i colleghi di scuola, Cuccagna Scuola dell'Italiano, e Juvenale, la loro amici, i nostri maestri, che parla sopra la polenta, sopra la polenta, tutti affari di come fare la polenta. A sua polenta è stata messa in rio, mi pare. Sì, Quanto che metti tutti a fare una polenta? Una ora. E lo rimetta ora. No, la resta cada un fa polenta come che vuole. Per me con voi che gavea, era 20 minuti. Ma Rostica, sai perché tu cucinarla bene? Perché quando se te sobri a polenta, te vai a brostolarla, la sade crudo. Ah, e a mola nacquetta. Te mangi così ti senti il gusto di farina. E se la gana ora, te la cucini una ora, non ti senti il gusto di farina neanche una. E non anche quel per garantire che ne abbiamo fatto due. Due polente. Ecco, due polente, ma dopo potremo mostrarvi. Dopo sì. Chi sei stati? Ti? E la Valchiria. E a Valchiria de Marco. Ecco, va bene. Allora, come si dice la Marina Campanella la incorpora la Marina Campanella. Invece di avere l'abito bianco lo capisco. L'abito nero. Ma va bene, allora i nostri telespettatori, quelli che sempre ascolta e assiste alla nostra live, farli sapere che qua in cantina allora siamo di fare questa parte qua e allora vanno di vedere quel che noi abbiamo fatto. Ma vuol sapere anche di qualche barzelletta. E Beto Pinzetta che è qua, mi ha aiutato a fare domenica passata, Marinho, che siamo stati al 30, abbiamo fatto la nostra live, il nostro filo italiano, Sora il 30, una comunità che pertence a Casca, comunità di Sant'Antonio e del museo e a casa dell'immigrante Luigi Pinzetta. Sì, proprio. Ti ha piaciuto? Non solo me, quanta tanta gente. Opa. Gente dell'Italia, parenti d'Italia che ha scritto, anche quelli di Argentina, e si è emozionato tanto perché abbiamo parlato un pochettino in spagnolo, no? Sì. E vorrei approfittare l'opportunità e di aver fatto un cosa sbagliato, un ricordo dimenticato. Ah, di parlare con te. Famiglia. Era scritto, guarda qua, ma. Sì, già. Il giorno che ho fatto là mi diceva, sta mia tengo quel manco seta, tanto manco seta. Muore i bracci. E la hora di parlare di famiglia, il 30, sì. Che sei in coi là, mi ho smetterà il cappelletto, guarda lì, aveva scritto, cappelletto sì, come, guarda. Gioan Cappelletto? No, famiglia tutta. Allora vuoi fare adesso, dire a Valtteri, la famiglia Cappelletto che anche a Valtteri,
si installa al 30 e fa parte della nostra comunità. Eh. Domando di scuse, ma è stato un sbaglio. No, no, ma dà in tempo, una volta ti diceva, resta brutto. Delle volte sempre qualcosa. Sì o no? Resta brutto di smentegarsi. Ben così. Bon, la Adriana, che Sadrio filmarmi, no? Altri, no? Sì, la ciao. sia coordinatore di tutto questo gruppo qua. Siamo in quanti, Adriana? 21. 21 studianti. Di mano dopo via per strada di Serafina nessun mi dice buon dia. Solo buongiorno. Vai ok, salute, vai Lusi, altri italiani, hoppa, vai Qualche via. porco, Parlare qualche con le porco mani. anche in mezzo. Parlare con le mani. Figli haitiani, Qualche bestemmia. figli haitiani parla italiano. Il domeno, che parla. Ciao, Frotole, Betto che ha detto che sana Frotola da ora. È da ora. È da ora. Fare la cartella di motorista. Berti, Sì. E arriva là a cattare un maestro, là, un professore che ha detto guarda, ti fa 3 domande. Sì, ciao. Sì, Ma sì, era sì. mia il psicotecnico. Biscoteco. Ah, Biscoteco. E ha detto guarda, ti fa 3 Hai domande. sentito? 3 domande. 3 domande. Se ti sbagli una, Dio. Precisa almeno 2. Te che rodare. Perché sì. lo dà? Almeno 2. Sì. Perché al manco indovinar 2. Ah, ho capito. Vai, Allora, vai. Giovanni, dimmi cosetta. Se ti si devo andare con l'auto in una banda e viene che l'altro di notte con una luce solo, è ok? È una moto? Sì, la moto sì, tutti sanno, ma che marca è? Yamaha, Harley Davidson, Honda? Sì. Sì, ma che no, ma... To- Te che sbagliare? Sbaglia una, Becco. Sbaglia una, Che sono Ma Becco sbagliava Becco sbaglia una. una. Perché indovinare che altri 2? Sì. Madonna. Bencia, papi. coro, C'era can. il Ce l'ho. limite. Limite. Vai, un'altra. Margarita, allora. Vai, fai così. un'altra domanda. Dai, ti senti andare là, di notte, ti vedi 2 luci che vengono qua. 2 luci. È ok? Ok. Sì. È un'auto? Un'auto. Ehi! Parla bene, Guarda, è un'auto. in giù in là. Sì, ma lei è un Fiat, lei è un Chevrolet, Ah, ma ciò, ma ciao, me favore. ho capito, ma ti ero date, puoi andare via. Dice, no, di un cane, come a sbagliare, sì. Ma allora ti fa una domanda. Oppa! Che Se tu solo- dici il meglio, ti. Vediamo. Sì, poi parla che mi sa tutte. Bon, ti si va a Porto Alegre. Ti è volontario da parte. A Porto Alegre da volontario da La donna di parte. 1,83 m. Bionda. Con gli occhi, no? Bionda. Bionda. Con gli occhi blu. Black. Con gli occhi. Ciò, ma blu. Cintura fina o no? Cinturata. Mais o meno. E Sì. i quadrini. Oh, la Avvantaggiata. matricolate, Due culatone che come hai visto le tole, sì, ciò. una Pancetta di fuori. pancetta di fuori, Due leggini grandi. grandi. E Lei quella... ha fatto armonizzazione faziale. Mancaria Solo solo che abbiamo un difetto. Abbiamo un difetto. Caffè che? Costruire un occhio che voleva sua avanti. Ah, Ha fatto un'armonizzazione ha faziale. fatto un Che strucchiere l'occhio. ma è a venire con la sacoletta Cosetta, così. cosetta. Check. Allora- Che l'altro va lì. E allora se ti vedi un mestiere che ti carica sai che? Ah, è una puttana! Una puttana! Ah, ma Sì, certo! sì. Ma mi vuoi saperlo? Se sei tu donna, tu sorella o tu madre? Ora Marossi, E allora, buona. devi buona, che buona. piantata, guarda che gam piantata proprio. Insomma, Guarda che mia bella bella. storia. Sì. Ma dammi E adesso. vuoi guadagnare di brutti? Ah, sì, brutti. Sì. Ma pian. Adesso qua tutti di Serafina. Misera di star lì ta il Piranga. Hai Piranga lì, Sì. del portico lì. Lui Pirani. Sì, su in cima, Rete del carnero del capo. E allora c'ho, non si aveva un gatto, ma un gatto di strada non è. Negro o no? No, pinto là. Ah, pinto. Negro e bianco, ma dispettoso, che va lui le gatte. Te loro da fare i busi. Ma fava di tutto, le gatte che erano lì in volta non te dormite, no? Te e I vidi del gatto. Signor, ma erano... Buon, quando cammini a partire così, te che vedi i due documenti così, e vai e Cacciasole. vai vicini, gas come sai Cacciasole di incomodare, ma incomodare. Sì. Dovina chi che nette carruola. Mm, E allora un dì vai a parlare con il veterinario che ha detto, ma le facile marostega, ciappa il gatto e
Sì. Caparlo. Eh. Capa il Vino gatto. vente a P. Va via di casa Já che capì. può star tranquillo. Devo Ciao. dire. Ma che no, se mi sia alle 4 da mattina non ti si ferma. Ciao. Allora meno il veterinario. Sì. Là da Coperlati, com'è che lei? Adami. Adami, Marzio Adami, portami qua il gatto, portala al gatto, e via. Mettete dentro stivale o no? No, che teniesto così, che ha fatto la chirurgia. Deu. Mi arriva a casa che ha detto, può star tranquillo che il gatto qua adesso Non si muove più. il viene gordo, Addio, lui non va più via di addio, casa. mio. Cioè, allora mi arriva a casa mio, Ottavio, lì che era mai lì, cioè, Sì. c'ha il gatto, mette Orento te a porta e urti Orento. Quando che lo urto, Orento lui prima le gambe e via, cioè. Rento là de Toli Santin, Rento sì, a casa, de torna Toli, in Drio, de Toli. lassù del tuo vicino, Carigio, davanti, de Rento de Carigio, de Carigio, Carigio, là sì. del supermercato, Rento fuori. La De Rigo. Rento de Gigio al bando de Bob No, di Bob, e sì. che ha fatto tutta a quadra e de Rento viene fuori che mo descoprire cosa che è andato a fare. L'è andato a desmarcare di quanti un Bem, ma adesso parlando in regali, in premi e sorteio che stasera tel final del nostro filò sarà una sorpresa, devo vedere cosa che ha successo a Pinhalzinho Santa Catarina con la gala nome che Raika Ferrari Sandy. Ella la ha guadagnata, però ella non la ha mandato ritratto e tocché averlo mandato. Allora noi dobbiamo mandare ella ha dato i regali alla pai de Pinhalzinho. Pensa che spettacolo, andiamo a vedere. Vai lá, Josiel. Buonasera, Marostega. Então, ao pessoal da Expresso São Miguel, chegando para entregar os presentes, os brindes. Questi prodotti è del filò tagliando di Garmarostica e mi vou comprar e dopo mi repasso i soldi para la pai. Buonasera, então estou aqui para contar o motivo de a gente estar na PAI de Pinhalzinho para fazer a doação desses produtos, que naquele domingo que eu fui sorteada eu não pude estar presente até o final da live, então os produtos vão ser destinados ao município que a pessoa reside, como eu, então resido em Pinhalzinho, os produtos vêm para a PAI de Pinhalzinho. Então, são todos esses produtos aqui e o restante, que era as rações e as bebidas, eu acabei comprando, porque a PAI não consegue fazer o uso desses produtos, eu acabei comprando e me repasso o valor para a diretora. Boa noite, então. Nós aqui da PAI de Pinhalzinho agradecemos, então, em nome de todos os nossos educandos, esse gesto, essa doação. Atualmente a nossa instituição ela atende 249 educandos, então provenientes de 6 municípios: de Pinhalzinho, Nova Erechim, Águas Frias, Nova Itaberaba, União do Oeste e Saudades. Então hoje nossa instituição ela oferece atendimentos em 3 áreas de atuação: saúde, educação e assistência social. E o público que a nossa instituição atende, então, são crianças com atraso no desenvolvimento, de 0 a 6 anos, e acima dessa idade, então, para frequentar a nossa instituição, o educando ele precisa ter deficiência intelectual moderada e múltiplas vezes ainda associada. Né? E também a gente atende aqui o transtorno do espectro autista, então as crianças que têm crianças, adultos e jovens com TEA também. Molto bene, buonasera di Garmarostica, buonasera a tutti quanti che siamo insieme all'ora del filò tagliante di Garmarostica che va a parlare a tutte le domeniche dalle 7 fino alle 9. E qua la grande premiata di sto corpo sta la Raika Ferrari Sandy, vero? Giusto, Cosita. E la è stata premiata perché la era di assistere del tuo programma di filò tagliante. E la ti che mandato il tuo nome, la mia vera? Compartilho. Ha compartito il programma di Garmarostica e tutti quanti che lo assistono fa cosita.
e fa un sorteio nel finale del programma. Allora la Zé è stata la grande premiata, sortuda del programma di questo di so che team è vero? Sì, mia Marlene, ma come non si poteva battere il ritratto? Ah sì. Dai, abbiamo perso e cositas e questi sono. Vero, bellezza. E qua allora la GA guadagna molto dei regali della industria, qual è la industria che ha mandato i prodotti? Aquafest e Miriam. Ah, della industria Miriam di Serafina Correa, là del nostro amico Paolo Massolino. Giusto. Paolo Massolini di Serafina Correa e la sua donna, la Dolores, che la comanda la impresa insieme dei suoi collaboratori. Ora Marostica, un grande stucone man, grazie allora per aver mandato i prodotti per la nostra città e così di aiutare e far tanto bene alle persone che frequentano questo educandario. Ora, Marostica Ostrica, che abbiamo dismenticato di parlare che la Raica la dio studiare la alunna della Cuccagna, scuola d'italiano. Che per tutti sapere anche allora che è un corso di estensione fatto per la Unicentro o l'Università del Paraná e la fa un corso di estensione allora per tutti quanti che vogliono parlare l'italiano. È la lingua di referenza culturale brasiliana approvata per il MINC e l'IFAM in 2014. È vero, Lai? E allora, sì, alunna, parla un po'. Sì, sono alunna del italiano 3, quasi devo finire, dico idea. Ma è buono parlare italiano, la lingua dei pori nonni nostri, no? È bello parlare, è di tutto buono. Attraverso il programma Pilota Italiano è una maniera di salvaguardare l'italiano, la cultura italiana, quel che noi abbiamo ereditato i nostri nonni, bisnonni, i nostri papà. Giusto, ben cosita. Allora, grazie a tutti e fino a altro colpo. Che spettacolo, che maraviglia, torniamo ora col nostro filo italiano, ora suonate tutti là, Avemo le radio che trasmette il nostro filo, Radio Studio de Nova Araçá, Radio Comunidade de Viadutos, Princesa do Vale de Lindóia, Antares de Vespasiano Correia, Jacutinga de Jacutinga, Sintonia de Ipumirim, Araucária de São José do Ouro, Cidade de Nova Alvorada, Rádio Minuano de Sarandi, Brécia Mais, de Nova Brécia, Líder del Val do Oeste, Nativa de Ibiraiaras, Ativa de Nova Prata, Cristal de Nova Itaberaba, Studio de Itá, Revista Insieme, ecco, abbiamo anche TV Top Media de Shoppingzinho no Paraná, Radio Coneliano della Italia, Radio Ativa de Vila Lângaro, Chapecó de Chapecó, Onda Nova de Relvado, Nativa del Val Seco, Clube de Realeza, Franciscana de Dona Francisca, Nova Palma de Nova Palma, Estação Cocal, Rádio Clube de Machadinho, Serra de Serra Alta, Verde Vale de Salgado Filho, Nambá de Ponte Serrada, Libertad de Três Palmeiras, Tropical de Vera Mato Grosso, Cidade de Campo Novo do Pareci, fora quelli che me go desmentegar. Va bem? Compartilhe a nossa live, você terá uma surpresa hoje no sorteio dos brindes, capito o discorso? E no altri sabemos quei che compartilho, va bem? Cosita-se. De sertão de assistir-me no altri, lá de vedeme, Luiz Slaviero, la sodona, la Reni Cadore, un struconasso a Valtri, la Jandira Ferri de Lajeado, invita tutti che il giorno 30 di giugno loro filò. Ecco, com'è che è il nome del gruppo? Capel de Paia, mi non so che com'è che è il nome del suo gruppo. La Simara Trintinalia Mazzarolo, che se qua di Veranópolis ha detto mandagli un saluto ai nostri parenti del Paraná che non perde mai il nostro filò. La Marinese Locatelli Borsoi de Chapecó, un struconasso anche a ella. Infatti, tutti i valti che si dio accompagnare il nostro filò. E adesso è ora de sonade! Quanto bello in campagna quando è tempo di vendemmia e soccorri allegremente era tutto araia e mi cantava mi voleva genitore oh 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 le cicciarelle cantava bene
saluto per carità, e mi cantava, mi voleva genitore. Oh, 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 le cicciarelle cantava bene, saluto per carità. Lo tiro per la soga, lo tiro per la cabeza, mamma mia che contentezza, era tutto araia, e mi cantava, mi voleva genitore. Oh, 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 le cicciarelle cantava bene, saluto per carità, e mi cantava, mi voleva genitore. Oh, 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 le cicciarelle cantava bene, saluto per carità. Vale dritte per strade nuove, che de sotto alle straie belle, e vagar che le ravanielle, era tutto araia, e mi cantava, mi voleva genitore. Oh, 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 le cicciarelle cantava bene, e saluto per carità, e mi cantava, ti voleva genitore. Oh, 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 le cicciarelle cantava bene, e saluto per carità. Que beleza! Torna, ritorna il nostro filó italiano. Ecco, para vocês que estão compartilhando, a gente vai curtir e aí aparece e vocês vão estar no sorteio. E o sorteio hoje será totalmente diferente daquilo que a gente estava fazendo. Nós não estamos lendo os nomes devido a diversos compartilhamentos, mas terão surpresa no final do nosso filó. Polenta! Escuta bem. Polenta, guarda bem. Ben darente a polenta che Marinho Gaffato. Adesso tocca brustolarla. Mi è vero che sei cosita? La polenta, na quarta-feira passada, a aula Cucanha, Escola de Italiano, aconteceu aqui no Porão. Então, tinha mais de 20 alunos. Foi uma festa fantástica depois da aula, va bene? E allora noi abbiamo assistito a scuola e la scuola la parlea solo la polenta. A polenta è uno dei mangiari più completi della natura e è uno dei più rappresentativi della culinaria italiana. Perché? Noi e poi là in Italia diciamo che noi del nord dell'Italia siamo i polentoni e del sud i terroni. Sono tante curiosità che vado di sapere stasera. Per portare il miglio al mulin, sti anni, c'era bisogno camminare a quanti chilometri? I primi anni a piedi, col sacco, 2 quarti, un pochettino di più, dopo che finiscono i cavalli, i mui, con la carretta, ma dopo più tardi, ben cosita. La polenta, la ne dea sostanza, ma tanta sostanza, per aiutare a fare che? Laurar, sonar, cantar, pestar la uva, piantar miglio, catar naranze o mangiare patate, fare qualche cosa che ti dà idea, tagliare formento e così avanti. Bisogna mangiare polenta. E tanta polenta. Cosa va rento te a polenta? Acqua, farina e sal. E ben po', ma è lo semplice cosita, proprio cosita, sì? Tanto semplice. Acqua, farina e sal. Ma guardati, e l'ora dopo misturare e assarla del fuoco. Come fare a polenta? Ben, una pignata, metti dentro l'acqua. Tanta gente, e fa lì che, comincia a fare a polenta con l'acqua fredda. Tanti la mette tepida, che è mornetta e tanti la vuol calda. Ma mi penso la mia nonna, ella la fea la polenta con l'acqua comincia a boiere a caliera, ben cosita. Quando l'acqua la comincia a boiere, ara qua, ben cosita. Metti pian piani la farina de milho e smizia senza fermarsi che l'ora la si imbalocca mia. Cada ha una maniera di fare a sua polenta.
Un'altra roba, dassa la polenta a cucinarsi intorno ai 30 minuti in fuoco, mais o meno fiacco. Tanta gente, assa anche una ora, 40 minuti. Ed è un momento che vuol fuoco. Ma la polenta la sei tua, te a fare come che te vuol ti. Rabalta la polenta, te un tagliere, te una tavola, de tola, un tagliere de tola. Quel che ha un busetto col fil, una volta col fil, i tagliere via le fettone de polenta. La polenta se fatta, te puoi mangiarla, mola, molesina, ma mi piace per esempio farla dura, la polenta. Mi piace cucinarla bene e assarla ben duretta, come mia nonna la fa. Tanta gente gli dice crema di polenta, ma tante volte ti fai mangiarla la sei anche mezza cruda, allora mi non mi pare che sia buona, ma cada un fa come che vuole, Allora te mangi con formaggio grattato, con toccio, formaggio duro, con salata, con latte, polenta e latte, che sgionfa le culate, vi penseo? Ecco, con pana. Mi piaceva la casa mangiar polenta brustolada, pestata dentro ta cicra con pana e sucro. Pensei che sora bene. Misera c'è la casa, non a brustolare la polenta, rento te una cicra se spacchettocchetti, rento te a pana e dopo un poco di sucro. Mi piaceva gran tanto, o se no anche senza sucro. Ben cosita, La polenta che avanza ante il tagliere, dopo de fredda ti te puoi tagliarla e far fette e brustolarla dritto te la sciappa, no? Come si dice, insieme a ta sciappa del fogone o come che te volti. Anche se no, altri tipi di cose come una frigidera, come che si dice frigidera in italiano, adesso una padella, proprio ta padella che si tacca mia, ben cosita, ben. Infatti, la polenta dopo a se tua te fa come che te volti, va bene? Ecco, quando la forma la grosta, prova a destaccarla con la posada per voltarla e brustolarla te che altra banda. Lo a colpi ti butti insieme, quando la sciappa è calda, la salta fin la polenta. Ben cosita. Sta attento per non brustolarla massa e di non brusarla. Te puoi tagliare la fetta in mezzo anche e mettere dentro una fettellina di formaggio che resta una maraviglia. Adesso mi vi conto a altri cosa che quando mangio polenta e formaggio, polenta appena fatta, mi viene a mente quando era cielo. Che non anzi se aveva fame e la nonna non aveva se a mangiare il mangiare. E ella mi diceva, tutti un pochettino, vieni qua che ti dà un pochettino di polenta. Allora accendeva con cucciaretto, la media una scucciaradina di polenta, si aspettava che si sfredesse e a media una fettellina fina, che ti vedevi fuori come una carta di formaggio. Ecco, ben cosita. Quando mi mangio polenta e formaggio di polenta appena cotta, appena fatta, quell'odor lì e quel gusto in bocca, mi viene a mente la nonna Nina Neia, era Emilia Bolis Marostica, che quando la fea la polenta si sentì l'odore di distante. Ecco, quanto mangiar polenta tu, si valti non fin neanche idea quanta polenta noi avevamo mangiato. E per dirla, a colpi in cui ti avete un ristorante fino, chic, e ti arrivi là, ecco, per scomissio ti dà polenta. Allora noi cominciamo a pensare così, ma signor, fin di settimana anticamente noi si mangia che? Menestra de capelletti? Si mangia pasta asciutta? Si mangia un pranzo differente alla domenica? E poi durante la settimana ti mangi di altro e domenica ti mangi polenta? Tutto a reversa. Per noi è mia facile capire, ma la polenta la è ancora buonissima e che ne tanta gente che è capriciosi in fare polenta. Polenta è semplice da farla. Acqua, sal e farina. Semplice da farla. Però c'è tanta gente che fa polente differente. E allora polenta buona è quella che ti parca, se buona te affetti, te mangi. Mi per esempio qua a casa procuro di capricciare a fare polenta. Marigno è capriccioso a fare polenta. Maestro Ferro è capriccioso a fare polenta. Ecco, tante gente che piace di fare polenta luri. Se deve per mangiare polenta qua a casa, la fa un Ecco, adesso mi vi conto una cosa un poco strana. La polenta una volta l'ha portata una malattia, la pelagra. Ma cosa è sta malattia? Bon, l'era a mancanza di companadego. Ben po'.
companatico, cosa è questo? Le altre robe che va in tola. La nonna mi diceva così, guardate mangiare anche polenta, no, sul companatico. A nonna no, che piaceva che si mangiasse salame puro, formaggio puro o carne pura. Ossia, l'eccesso di polenta o quasi sol polenta con mancanza di carne e proteínas, che era la pelagra, che era una malattia che la portea, la diarrea e altre domenze, vero? Che la persona restea fiaca e a caschetta all'ospedale e a poter anche copar. Chiamava la pelagra, proprio così. Va bene? Cosita, noi altri qua, allora abbiamo la polenta, parlando solo polenta, te a scuola, e avevi visto l'immagine lì passando solo a gente che era qua. Ma va bene, abbiamo un piccolo problemetta tecnico lì, ma devo ritornare all'immagine qua. Che era di parlare solo la polenta che ha fermato tutto qua, allora mi torno a parlare. Deficienza di vitamina B3, ossia niacina. Guarda che nome strano, vero? Tras dermatite, demência, diarreia, enfim, desnutrição e falta de proteína e outras vitaminas. Va bene? Ma ascolti bene, la mia nonna, ella aveva 2 denti, mi penso tanto bene, perché anticamente i vecchiotti andavano perdendo i denti e noi metteva sui denti. Per me epoca di piccinino con i menoni, ecco. Il menono mi penso non aveva neanche un dente in bocca, né in cima né sotto. E a me nonna che ne aveva 2. Sapevo cosa che a me nonna mi faceva con quei 2 denti là? A me faceva i bocconetti a altri di polenta e formaggio. Ma gente, vi pensate di bocconetti? Guarda solo che curiosità importanti che noi abbiamo catafora stasera con la polenta. Che spettacolo, ah! Bene, noi a Serafina Correa faremo la Festa Italia 2023, il giorno 1 di giugno, cenar tipico italiano col gruppo Vanti Indrio a Cappella Fatima. Gruppo Vanti Indrio, della Agnolina e il suo gruppo qua a Serafina. E il giorno 2 desfile scenico e dopo spettacolo col gruppo Stella de Pietra. Giorno 21 che è il cantigio, il giorno 22 che ne cantanti di cappella, il giorno 23 che ne festival da pasta asciutta, il giorno 28 cantoria italiana, fase classificatoria e il giorno 29 la fase finale della cantoria italiana. Allora qua a Serafina Correa e non potevo desmentegarsi di parlare che qua a Serafina, giorni 7, 8 e 14 e 15, abbiamo la Fest Pizza, un invito dei prodotti Miriam, del mostato della Miriam, e il molio di pomodoro, che ha fatto la più grande pizza del Brasile. Oh, che spettacolo! Siamo giganti adesso, siamo grandi. A Serafina che abbiamo anche questo titolo adesso, no? La più grande pizza del Brasile. E i prodotti Miriam invita tutti loro per venire nella Festi Pizza 7, 8, 14 e 15 di giugno. Ma adesso non altri, José, devo parlare con Jaciano Ecker, che lui viene a parlare solo un film che lui ha fatto, bellissimo, spettacolare, La Cucanha di Giovanna, gravato in Shoppingzinho del Paraná, insieme col Circolo Italiano di Shoppingzinho, alunni della Cucanha Scuola d'Italiano, insieme con i nonni di Corbelia. Devo vedere cosa che Jaciano me conta. Ciao Marostica, ciao a tutti quanti che guarda o che lavora il Filò Virtual. Mi sono Jaciano Ecker e in cui sono qua per parlare di 2 cose. Prima di tutto, il libro Ricordi dei nostri nonni, che Hernani Fasolo e Ademar Lisoga abbiamo fatto, che abbiamo scritto, non abbiamo più, no per intanto. Per tutti quanti che mi voleriam un libro, intanto non abbiamo, perché siamo nel tempo di finire il progetto, allora dopo vediamo se avanza qualche cosa. Ma per sapere di più, nel Facebook pagina Ricordi dei nostri nonni, Recordações dos nossos avós. Parla questo, adesso vuoi dire che mi aveva sempre un sogno di fare una pellicola in italiano, un film in italiano. Ho fatto ormai 3-4 film in portoghese, ma mi aveva un sogno di fare un in italiano, la nostra lingua. E alla realizzazione di questo sogno la richiesta. A poche settimane
siamo andati a Shoppingzinho e insieme con le persone del gruppo del Circolo Italiano di Shoppingzinho abbiamo fatto il film La Cucagna de Giovanna. Là avevamo bambini, là avevamo uomini, donne, nonni e nonne. Il film si è visto bello perché abbiamo fatto in una giornata sola 30 minuti di film. Chi vuol vedere? Canal Brasil Italiano del YouTube. Anzi, sono qua per ringraziare ai 10.000 iscritti che noi abbiamo, cioè 10.000 non è mica poca cosa, no? Oh, allora grazie a tutti quanti. E se ti non ti sei ancora iscritto nel canale YouTube Brasil Italiano, iscriviti, conosci tutto quello che noi abbiamo là. Ma Rostica, godito e dico un'altra volta, Noi ancora andiamo a fare un film insieme, me e te, tutta l'equipe, le persone lì di Serafina Correa, di quella regione. Se non questo anno, ma l'anno che viene, noi andremo a fare sì una cosa straordinaria per mostrare la italianità al mondo. Gente, stiamo con Dio, una benedetta settimana a tutti quanti. Ciao ciao, fin qualche momento. Nonno, se tu devi guardare che? Sono guardare i ritratti di quando mi era giovane. Posso guardare anche a me? Sì, Larissa, vieni qua che ti mostro. Cosa fu che fa? Adesso che vem, mais no filme. Mangiare porche? Com la sofionda em mar, Beatriz e poi o seleti, e la menona in tel forno fiapar. Che bellezza, che spettacolo, già si hanno un struconasso a te, a continua a portare avanti la nostra cultura, il nostro italiano, la nostra lingua. Così che avevi visto che nel QR code lì podia assistere tutto il film. Che spettacolo, Josiel, che apparecciava il QR code per altri ciappare insieme col battere un ritratto col cellulare e assistere tutto il film La Cucagna de Giovanna. Struconasso a te, Giassiano! Bem, prima vou parlare da Festa Pizza, que acontece nos dias 7, 8, 14 e 15 de julho em Serafina Correa, no Centro de Eventos Geraldo Pessim, ou seja, é no CTG, Galpão da Saudade, em Serafina Correa. Adquira seu ingresso, na compra você pode ser na compra na Assisco, Associação Comercial de Serafina Correa, ou na Plena, de Nova Prata, ou senão no direto como é que é? Ticketmais.com.br, ó, ticketmais.com.br, ou liga para Plena, de Nova Prata ou Assisco de Serafina, adquira seu ingresso, reserve seu ingresso, um convite do molho de tomate mostato da Miriam, proprio cosita, che spettacolo, che maraviglia, sentiremo avanti, ascolti bene. In nome di Adilnet, provedor d'accesso internet, Migi Plus che fa ração per tutte quante le bestie belle e sane, H2O Poços Artesianos che fa tutto, ecco, desde catare l'acqua, de installazione, da parte elettrica, legalizzazione, trattamento, monitoramento, tutto quanto, no? Salumeria Tebaldi, ossia salami o socoi de prima riga, proprio come se sa far roba buona, capito il discorso? Pian alimentos sono per gatti e pesci di altissima qualità e alta conversione. Abbiamo condimentos e temperos, chás e molhos da Miriam, uma infinidade de produtos. Aquafest, produtos de higiene e limpeza, aromas que eternizam afetos. Abbiamo la Cooperlate na comprativa qua di Serafina Correa. Vodka Raisca, la vodka che fa le meio caipirinhe, se beber não dirija. Abastecedora Casquense, posto do Décio. Abbiamo che le verto 24 ore al di qua a casca, abastece qua, fammi un favore, vieni qua a Trucaloio, impienisci tanche, butta aria ti penei e va a fare un descanso con la famiglia, aria coberta, se c'è più un dì di piove e freddo, ti si ben attendesto qua. Solar Power, energia solar fotovoltaica, qua a Serafina con Christian, 9673 1342. Di Máquinas e Algor, juntos para sermos mais fortes, de Nova Prata. Tutto quel che va picca su davanti di Dio dei bande del trattore ti catti qua, un TAD Máquinas, 3242 1333, un struconasso Altair Fabro e tutta sua famiglia. Che avevamo di parlare anche di Viveiro Somacal, che è di Farroupilha. Ti hai idea di piantare tante mude? Parla con altri,
3261-5857, femo entrega e tutto quanto. Chiama, fammi un favore, che tu devi fare una piantazione grande di che? Ecco, de frutti, l'eco la viveiro somacal. E se te vuol piantare nogare, ecco, se te vuol piantare nogare, zeco la viveiro pitol de antagorda. Mica non è che piantare 130, e gotera per piantare un'altra 170, e dopo mettiamo rento becche. Mia aveva idea di mettere cavre, piegore, ma adesso go che decidio è cabrita boer. Se vuol sapere che razza casè, la genetica nuova di adesso, vai dentro la internet, digita cabra boer, te vedete che belle becche. Ecco, volevo ringraziare i patrocinatori della live del Santo Antonio di Casca, vero? Santo Antonio linea 30, che stai con noi. Domenica passata ringraziamo a Beto Pinzetta che è venuto sto mercoledì qua a aiutarmi e a tutti i nostri patrocinatori, Prefeitura Municipal de Casca, Museu Luigi Pinzetta, IPEL Mesas Extensíveis, Supremo Empreendimento, Mecal Mais, Cisamo Empreendimentos, Construção e Incorporação, Loteamento, quiser de Bassan, de Nova Bassano com Edgar De Santi, va bene? Cosita. E adesso parlando de lori, avevamo assai in drio de metter su una persona che sa tanto del 30, che ha una bella età, che è Angelo Pinzetta. Lui è neto, nipoto di Luigi Pinzetta, fiol di Antonio Pinzetta e di Anna Battistella, maridà con la Maria Teresa Battistella, che ha 3 fioi, Daniel, Marcos e Miguel. Devo vedere cosa che lui mi conta sopra a famiglia di Luigi Pinzetta, che è stato un immigrante. Vai là, Angelo! E allora il sabato sera il mio papà diceva chi che va a messa domani mattina? Perché non dice che aveva 5 cavalli, 5 selle di fornire il cavallo. Ta. E dopo che l'altro, perché là che c'era una duzia di fioi, e allora che l'altro andava a piedi, 7 chilometri a piedi, e che l'altro andava a cavallo. È il tempo del padre Alessandro Studzinski, che era buono di fare la predica. E allora che c'era una tola, che si chiama la mesa, adesso si dice mesa, ma c'era una tola con la banca da una banda, così, e che in co la zelata il museo. Oppa, la talano museo. E allora mi papà si indenocea, la cabeza della tola si indenocea là. E mio Anselmo indenocciato insieme alla banchetta, così, con rosario in mano, e che l'altro con la carega, indenocciati la carega, la testa bassa, e si rispondeva, Ave Maria, Santa Maria Mater Dei, e vai. E là per la stanza, questa che è interessante, il volume. Tutti ci abbiate il sonno, cansati. E allora mio papà per levantare il volume, e aveva la tola, il batteva la tola, pum, oppa levantò il volume, accordò tutto il mondo, levantò il volume, e allora vai. Fin che si pregava fin a te l'ultimo rosario e pregazione e paternotte salve regina, vai a te o fin, tutte sere rosario. È per isso che la gente aprendeu cedo economizar, o pouco que a gente faz economiza e vai em frente, mas não guastão, e dizia fraião, quello là é um fraião, guasta fora tutto, fraião. Então, se aveva un caderno di scuola, ascolta solo, caderno di scuola, non la moneta no, e corteva caderno per la metà che dava largura di soldi. E quando il papà vendeva porchi, e lui chiamava i fioi, tanto me come Anselmo, giovane, i fioi grandi anche. E allora, questa è la severa da contare, poi soldi in mano. Quando diceva per esempio, Amelio, oppa, vedo Amelio, vengo Amelio, e il figlio cosito con i soldi, tirava in drio e diceva, guarda ben cosa che te fai con i soldi qua, dopo che dei i soldi. E allora i soldi di me, io fallo sempre di Anselmo, perché era mio compagnerino, ultimo dos irmãos, compagnerino, poi falleceu. E allora se c'è i soldi, dite che il caderno che le tagliava per la metà, abria foglia, buttava dentro, otra nota de otro valor, una otra foglia poi sería el cadernillo y se lo escondía là, mettendo via. Guardar soldi, ma era come un peccato, guardar soldi, non era consigliabile guardar soldi. So che di vez in quando si voleva la roba nuova, allora chiappai i soldetti
se comprava, ma poucas vezes. Poucas vezes. Ah, tem outra coisa, de Paraí, com Alberto de Paraí. Lá che era un rappresentante da Renner. E allora quando completia 18 anni, fia 18 anni, allora andai al Paraí a cavallo, me e mio fratello Anselmo e il mio papà. 3 cavalli, andai là. Il soprannome, com'è che agora mi schieso che aveva un bracinho corto. Aquele rappresentante da Renner. Lì c'è la misura, tutto, il casacco, le braghe, ma andai a fare, non so dove è che andai a fare, era Renner, marca Renner, molto buona, teogene. E dopo l'ora quando era pronto si andai a tornare a Fatiotta, si andai a tornare. Ma quando si aveva 18 anni, né? Perché prima la mamma fia tutto. La mamma fia tutta la roba che precisava, tutto. E già che tiene quelle maniche corte così, ma le maniche in bottonia davanti, le braghe corte, e la mamma fia tutta la casa con una macchina di costura, fia tutto. Ma quando arrivi ai 18 anni, e allora ganava che ne un premio. Paraí, là di Galvan de Paraí, che ha la misura della Fatiotta. E tu capito? L'era così la roba. A scarpe. Scarpe. Il campione si dice a sti anni. Tito sei giovane ancora. Tito sei giovane también, sei niente cosa vuol dire il campione. È un tennis agora. Lei come fosse il tennis. Lei era il campione. Si metteva un campione, si fiava dentro, non tinha nem cordinha, incasciava dentro qua e si andava del campione. Ma c'ha le scarpe, andava lunga, más o meno quando arrivava la Fatiotta. 18 anni por ahí, né? E allora veniva le scarpe. Mandate far de Zotis de evangelista, tal de Zotis, era che fia le scarpe, è evangelista. È isso aí. Che spettacolo, che maraviglia, stasera parlando solo a polenta, guardi che bella polenta. Sette cose che mi vengono a mente adesso, che tante volte che abbiamo sentito dire, per esempio, quando pioveva tanto, questi giorni qua a Serra Gaúcha che ha piovuto tanto, le acque che ha fatto straghi per tutti i cantoni lì. Ben, sapevo cosa che mi veniva a mente a me? Che quando pioveva tanto inturbia anche l'acqua della fontana. Dei pozzi era difficile, ma delle fontane sporchea l'acqua. E allora l'acqua nostra, quando mi era cielo, si aveva bene che l'acqua in Canada, no altri. Mi penso tanto bene. E la veniva sporchetta, tocca a fare a polenta con l'acqua in turbia. Ben cosita, non che n'era di altro. Polenta tocca a farla, e l'era mais o meno cosita. Ben, ma parlando in polenta, mi ha venuto in mente di una storia, che era un vecchiotto una volta, che lui era de bestemar tanto, bestemea tanto, e tante volte sudizione del Signore e anche del diavolo. Ben cosita, sudizione, paura, vergogna, sentimento, no? Era mais o meno così, tanto che noi altri italiani, quando uno fa una proeza bella, una proeza di gigante che dice che demonio che te sia, provare quella è un demonio, ben così che noi altri femo, vero? E allora c'è sto cristiano, e gli aveva questo sacchetto di miglio per andare a far farina, dato al mulino. E allora tolto su una gichetta vecchia, tolto su un sacco plastico quando che gli era, se non una ombrellata smarsa sfenia, e indato ciò. Ma il tempo era solo nuvolo, de piova, quando che l'era Dio tornare in Dio gatta ca, na piova. E allora il mulinaro gli ha detto, ma sta qua, ma non si fermea, non che c'era maniere di fermarsi, sta piova. Allora il mulinaro gli ha detto, petami, va là, ciappa un sacco plastico, intorcia su, ma ben intorcia su sta farina, faratissima farina di polenta se bagna, che è fina che mai, Ecco, vuoi mandare un saluto a Vivaldo, benvenuto di San Domingos, che saremo là adesso il giorno 2 e il giorno 9, che lui mi ha dato diversi sacchetti di farina San Domingos, che avevamo fatto questa bellissima polenta qua. Allora parlando in andare al mulino, ciappa sto sacco, pianta schiena e via. Lui, se il bagna non era problemi, sto cristiano. Ben, ma ha detto, non può mia bagnarsi se la farina da polenta. Quando lei è arrivata a Rio,
che era un rio da attraversare, e che n'era 1000 ponti che hanno là, tocché attraversare pin pianeta i capendo che il rio si slarghia fuori e passea. E a strada, cioè, quando lei arriva là, ha detto, come attraversare? L'acqua le veniva a baranchi, cioè, fontichemi adesso. Vai, ciappa un ramo, che l'era casca intera, un ramo di pin, spacchelo, cioè, le veniva alto così, tipo come un cajado. Allora con la mano, e tenia il sacco da farina, e con la mano, sto baston per andare avanti e vedere che il poteva pestar, ciò. Non italiani, caro, fammela avanti, mia facile, ciò. Allora col sacco qua, e già pensare così, ma adesso, per mi attraversare qua, sarà che va bene? È meglio che tacco a pregare e domandare al Signore che mi aiuti, ma già pensare, ciò. Ma è va che domando solo al Signore e il diavolo mi mena via quando arriva l'acqua correntesa, cioè. E lui avanti, e l'acqua su, cintura, petto, quale vada il col, gatto cacciapar, e il sacco metterlo insieme a testa così, cioè. E l'acqua qua, correntesa, e lui col bastone, e il gas come si ha. Domandargli, che domando al Signore perché è buono, ma che domando anche al diavolo perché neanche lui mi è triste. Che domando e l'aiuto al Signore, ma anche al diavolo, perché il diavolo neanche a lui mi è triste. Giutemi Signore, e giutemi diavolo, e via, e via. Là un pochettino che comincia a sbassare, e sbassare, e il gas passa una paura, ma una paura grande, cioè, domandando aiuto a tutti e due. Quando che lei arriva fuori, che il gas passa, che c'è il bastone e tratto via, e poi adesso non dice avrarvi tutti e due. Eita là! Beh, storie di una volta, mais o meno già era così, no? E il giorno 28 mi sarò là, a Casca, con quei della terza età da migliore età, il giorno 28 al dopo mezzogiorno. De 2 a 9 a nostra live, il nostro filò va essere a San Domingos do Sul, con l'appoggio da Prefeitura Municipal, Domilac Laticínios, Metalúrgica Castellani, Basalto Zamin, Persan, Persianas e Tapetes e Gato Material de Construção e i nostri patrocinadori de lá. Anche a mencionar che Gesè, a União da Serra, il giorno 19 di giugno, lo rigalzo tradizionale filò italiano a União da Serra. Il giorno 11 di agosto mi sarò a Arroio 30 Santa Catarina, 29 di settembre a Rondinha. Venga, avremo una programmazione tanto grande. E che se la notte italiana di Antonio Prado, dice la città più italiana del Brasile, 19 e 26 di agosto no centro de eventos. Dia 19, gruppo Girotondo. Gruppo Chi Balanço, il giorno 26 Os Colonos, Zos Carpon e Gruppo Som do Sul. Ecco, ma che se ingressi per farti ciappar, allora lotte promozionale a R$170 enquanto durar, primeiro lote 180, segundo lote 190 e no dia R$220 conforme disponibilidade. Valores especiais para agências e guias cadastrados, R$180 para compra até dia 14 de agosto, primeira noite, e até dia 21/8 na segunda noite. A cada 15 ingressos adquiridos, junto ao CDL de Antônio Prado, ganhe um ingresso. Motorista recebe um kit de alimentação e uma água ou um refrigerante. Bem, quer dizer, tudo um estranhamento estranho, mas importante para facilitar. Allora, vem, 19 e 26 de agosto, Antônio Prado. Anota o telefone aí, ó, 54, Pix também, né? 549-9963-3599. 549-9963-3599. Diga che te quer assistiu a nostra live e te quer ciappare i contatti qua con noi altri. Va bene? Compartilhe nossa live no modo público. Nós vamos curtir para que vocês consigam participar do sorteio, que será novidade hoje. Hoje tem novidade no sorteio de brindes, va bem? Cosita, ma abbiamo parlato tanto, amigo, ideia che adesso è ora di chiamar na bella sonada. All'alba quando spunta il sole, l'anello brucia i tuoi colori, le
prosperose campagnole, dicendo le valle fior. Oh campagnola bella, tu sei la reginella, e io ci do del sole, del colore, delle viole, delle valli, tutti i fiori. Si canti la tua voce, è un'armonia di pace, e se te fonde dice se vuoi vivere felice deve vivere qua su. Quando è la festa del paesello, con la sua sesta se ne va, tutti rilando l'asilello, la porta verso la città. Oh campagnola bella, non sei la reginella, e io ci do del sole, del colore, delle viole, delle valli, tutti i fiori. Se canti la tua voce, è un'armonia di pace, e se te fonde dice se vuoi vivere felice deve vivere qua su. Ma poi la sera tramontare, con la sua sesta se ne va, tutto intenta a ricordare che qua ha visto la città. Oh campagnola bella, tu sei la reginella, e io ci do del sole, del colore, delle viole, delle valli, tutti i fiori. Si canti la tua voce, è un'armonia di pace, e se te fonde dice se vuoi vivere felice deve vivere qua su. Che spettacolo, che maraviglia, parlando il nostro italiano, la nostra vera lingua madre. Dizionario del italiano, Gesela Cucagna Scuola dell'Italiano, insegnando la nostra vera e madre lingua Gesè municipi che riconosce l'italiano come lingua ufficiale, come ha fatto qua a Unione da Serra, a Montauri e tanti altri municipi. Ma plurilinguismo, questo è tanto importante. Noi possiamo sapere un pochettino meglio che se la Sodita in parceria con la Unicentro, Università di Curitiba del Paraná. Andiamo a vedere, vai! E qua in Colonia abbiamo anche tante erbe selvatiche, come questi qua, i artisoni, abbiamo le petole, le rampeghine, a gramegna e tante altre, gli abbioni, che sono erbe che tocca sapparle via perché sennò fa su un casino. Mas em português são as ervas daninhas. Las ervas daninhas, exactamente. En español también existe cualquier hierba que no permite el crecimiento de la fruta, por ejemplo, se llama hierba mala. I see, so it's kind of bad plants, you know, that's like weeds that grow in the plantations. So we have to remove them, pick them up.
né? Pique da nave. Adesso vi mostreremo i giughi di una volta. Tana, Bocete de Viero e il Cunarol. Ah, Tana es escondidas, las bolitas y el columpio. All right, let me see. Hide and seek, and play marbles, and swing. Esconde, esconde, bolitas e balanço. All right. Che maraviglia! Cosita sia! Lingua veneta, cioè, il Veneto è lo che? Il Veneto è, da dire, la lingua madre, che noi abbiamo eredità dei nostri nonni e che qua nel Brasile è l'italiano. Le mais o meno così per farti capire. Quantas pessoas falam a língua veneta em Veneto, na Itália? Todos os dias, mais de 7 em cada 10 pessoas falam Veneto, especialmente no ambiente familiar e no tempo livre, mas muitos também usam a língua dos avós no trabalho. É mais ou menos isso daí, ó. De acordo com uma pesquisa realizada pela Demos, até 78% dos entrevistados em setembro de 1998 afirmaram usar o Vêneto de sua área muito ou com bastante frequência. 8 anos depois, observa-se um leve declínio, mas os números continuam muito altos. Isso é muito importante, confirmando a ampla difusão do discurso no Nordeste. Hoje, cerca de 3 em cada 4 pessoas usam a língua vêneta quando encontram seus conhecidos e amigos, ou até mesmo na família. Em torno de 74%. Logo abaixo está a fração referente ao uso dentro de casa, 71%. E se a difusão do Vêneto está próxima a 80% entre a população adulta e idosa, deve-se dizer que fica em torno de 65%, 67% nos grupos mais jovens. Em outras palavras, cerca de 2 em cada 3 jovens com menos de 30 anos continuam a usar a língua vêneta em seus relacionamentos. Que espetáculo, que maravilha! E no Antica abbiamo un grande amico nostro che è Franco Saccardo, che lui parla con Roberto e Irineo Muraro, il nostro italiano. Vai là, Franco! Cari amici, guarda qua che bel posto che siamo. Qua abbiamo 2 personaggi che è giusto che potete conoscere tutti quanti, anche a voi altri. E ora, posso presentarti intanto, come ti chiami? Sì, mi sono Roberto Munaro. E ti? Irineu Munaro, sono di star qua a San Cristóvão, Flores da Cunha, Rio Grande do Sul. Ecco, allora adesso abbiamo Roberto e Irineo, però lui sa anche la sua origine, e ora vogliamo sapere da lui da dove che sei partiti i suoi antepassati. E ora Roberto, dove sei partito i tuoi antepassati? Boh, guarda, dell'Italia, là che quel tempo era il Veneto, no? L'origine partisti di Padova, Campo San Pietro, distretto di San Giorgio delle Pertiche, provincia di Padova, l'era là, dell'Italia. L'origine veniste in qua del 1875. Oh, ma sei stati i primi ora che si arriva qua? Che ne arriva pochi prima. E ora Irineo, i vostri antepassati, no? Si arriva qua o si in qualche altra città prima di venire qua? No, qua no, a Trento, che era l'epoca nuova a Trento, con le Flores da Cunha, a linea 100 di Flores da Cunha. Dopo si andai Nova Padova, attraversò bonito Nova Padova che si andava a stabilizzare mio bisnonno là e nascesti i fiori, no, mio nonno e tutti là 13 fiori che abbiamo il bisnonno là. Capito. E lì a Nova Padova cosa sei che faceva ora? Cosa che abbiamo fatto? Manca voi altri siamo nati là a Nova Padova ora? No, non denunate neanche un neanche me pare non nascesto. Che me pare beh che le nascesto qui andai via mio nonno di qua del 1919 e 20 che andai a star a Barra do Rio Azul che del tempo era 7º distretto di Erechim, Rio Uruguay, da Rente Santa Catarina. Ma allora nei scommessi sei venuto qua e dopo sì, da qua sei andato ma a l'è andato via solo che una parte della famiglia con l'altri ieri stai qua. Una parte ieri stai qua. Perché era 13 fratelli, mio bisnonno che aveva 13 fioi. Una parte il la salista, 4 sono nati a Barra do Rio Azul, 1919-1920
e altri 4 andati in Videra Santa Caterina, che sta onde Riccardo Munaro, fratello Menolo, che ha introdotto le vigne in Videra Santa Caterina, i primi a impiantare le vigne là, che ha cominciato con vigne là. È stato fratello che mio bella bisnonno. storia che ti hai portato. E ora i zendaiai dopo si ritorna qua, anche tu pupai ora si torna qua. Mi pare le nasesto e bara do Rio Azul, che mio nonno si chiama maridata via, maridai di là. E nei su 4 fradai bara do Rio Azul. Mi pare nasesto lassù, che l'era per tesere in quale municipio. Per tesere attiva, ma resta dentro la barrage di Ità, di Vita di Uruguay. Nasesto là. Ma adesso perché capi questa terra qua a Flores? Perché mi pare che torna in Rio, è nato da Santa Caterina, è nato a piantare canna in Araponga, Sparanà, e il gas Brassoli che ha comprato di volta qua, che si chiama là. Mi pare sta 7 mesi d'ospedale Santa Casa Porto Alegre con tuberculose. Mamma mia. E allora dopo il gava in destra lo sul da comprare qua. Ho capito. Comprare qua. È 1960. 60 che ha comprato. Che qua che era terra di Gigio San Andrea, che era figlio dell'immigrante che aveva il nome che l'immigrante San Andrea. Suo fratello era Amadeo. Amadeo. C'ho un'altra roba, ma adesso voi altri no? Gavio sempre parlare cosita. Sì, sempre, sì, desde sempre. c'è, sempre. Sempre parlare in Veneto. Sì, sempre. sì, anche in scuola. Sebbene mi fa correre, che mi diceva su. Sì. Perché una volta dice che parla in italiano, il modo di dire italiano, ma non siamo come detto tutti i veneti, no? Parliamo lingua veneta. E allora mi sapeva capire in portoghese, ma sapeva mia parlare, colpa il professore mi ha domandato che era mega fatto il disegno di un rospo. Allora sapo, ho detto, che è isso? Rospo mi ha detto lei no. Allora che è sapo, ho detto, boh, ma non ti sai parlare il nostro Veneto no. Hai capito. E ti Roberto, che tu hai avuto difficoltà con i tuoi amici perché ti parlavi in Veneto? O... No, lì che no, altri, sempre che si sta a dire quel che è vero, entro le scuole, adesso no perché è truccato completamente, ti puoi dire, ma se no entro le scuole sempre sta discriminati e qui che parla, per chi dice che le lingue invece, delle lingue dei stupidi e degli italiani, che lei era, sapeva anche chi era veneti, mi dice di italiani lei, e allora te sai, perché tutti, perché anche il proprio governo li ha perseguiti, e il governo li ha obbligati anche in scuole a introdurre solo che è il portoghese e non l'italiano. Sta brutto perché si è perso tanto. Perché siamo a perdere le radici. Le radici, l'identità. Sì. Però la storia, la cultura, detto capito questo. Adesso bisogna che lo riprendiamo, ma voi altri sapete già tanta della storia, voi altri sapete da dove che siamo partiti, sapete della Repubblica Serenissima Veneta e sapete tante belle robe. È così interessante avere questi amici qua perché portiamo avanti e teniamo la storia. Ecco Irineo, so che te che mi hai tanta roba a studiare, ma da dirmi, ma facciamo un'altra volta. Adesso saluteremo tutti gli amici che ne vedranno là per qualche parte. Ciao a tutti! Arrivederci! Arrivederci! Ciao! Che spettacolo quello del Nova Trento, là di Flores da Cunha, cosita sia. Ascolti bene, noi altri abbiamo 2 live fuori adesso, 2 filo italiani, che è il giorno 2 e 9 di giugno. Live cultural em São Domingos do Sul. Apoio Prefeitura Municipal, Domilac Laticínios, Metalúrgica Castellani, Basalto Zamin, Persão Persianas e Tapetes e Gato Material de Construção. Va bene? Proprio cosita. Ma anche volemo assar chiaro che chiamarvi, parvarvi, organizzarvi che in giugno a Serafina Correa 7, 8, 14 e 15 di giugno che ne Fest Pizza a Serafina Correa e anche alla Fest Italia, va bene? Giorno 29 di giugno, a fase finale da cantoria italiana, dopo che ne è un spettacolo, che ne baile show con Tairine e Tainá. Ecco, le 2 tose che le fa parte da famiglia Azzolini. Bene, adesso in giugno, che c'è una programmazione tanto grande a questa Serra Gaúcha per via del freddo, proprio cosita, va bene? Ma amico idea che adesso non andiamo a chiamare una sonadetta, mi dicevo che, vai là! Sei bello, tu sei il Marcello della gioventù, Montegrappa, come sei bello, tu sei il Marcello della
cimitero della gioventù Monte Grappa, come sei nero sul cimitero della gioventù. Che bellezza, che meraviglia, il nostro filò italiano, mais ou menos così, Tancoi, Ecco, proprio. Ascolta bene, a trasmissione che è stata fatta domenica passata, là al 30, comunità Santo Antonio, linea, al 30, e là è linea 16, come che chiama al 30, casca, che ne è il Museo Luigi Pinzetta, Casa do Imigrante Luigi Pinzetta, con l'appoggio da Prefeitura Municipal de Casca, apoiando a cultura, un struconasso a Rica Alvila, il prefeito de lá, poder público, al Museo Luigi Pinzetta, ponto de cultura e turismo de lá, e pel mesas extensíveis, linhas prática e tradicional, bancos extensíveis de imbuia, cerejeira e pinos, madeira maciça. Ecco, dura na eternità. www.ipelmesas.com.br. Supremo Empreendimentos, loteamento com toda quanta infraestrutura, um Struconasso a Morenão, a Sérgio Pinzetta, a Mecal Mais Ferramentas e Ferragens, manutenção industrial, doméstica, materiais de construção, que é casca e serafina. Na tradicional loja que há tanto movimento, que vende tanto, quer dizer, na parceria tanto grande com tudo e quanto. Avemos lá Sisamo, empreendimentos de Nova Baixano, construção e incorporação, loteamentos e agenciamento de imóveis. Parla com Edgar de Santi, a Nova Bassano, del 3273 1432, va bene? E adesso noi andiamo a vedere il nostro amico che è Bruno, lui è medico, non dentista, lui è una persona che lavora a medicina, Bruno Bertagnoli Londero, ma che anche che piace del suo hobby, del suo momenti di lazer, che piace cucinare. Proprio così, Allora andiamo a vedere un video suo di lui che va a fare la bruschetta. Vai là, Bruno! Buonasera Marostica e buonasera a tutti gli amici del canale Edgar Marostica Filò Italiano. Qua sono un'altra volta Bruno Londero del canale Cozinha Italiana di Rio Grande do Sul, Santa Cruz do Sul. Noi altri che abbiamo imparato insieme a fare pasta farfalle, polenta e tutti le mangiare italiane. Ma anche in questa notte mi vago di insegnare a fare una antepasta che si chiama bruschetta. Tem um cadinho, mete il basilicó, olio de oliva, um pouquinho de sal, il pevero e smischia tutto. Adesso taglia il pan con la posada e lascialo dorare in una padella finché il resti dorato. Passa l'aglio in il pan, giunte il pomodoro e il basilicò. La bruschetta è un antepasto più facile da fare. Guarda solo, bisogna solo pan, pomodoro, basilicò e olio di oliva. Ma noi anche abbiamo tanta variazione. Questa è la bruschetta che la mia nonna faceva. Se ti vuoi imparare a fare un altro mangiare italiano, allora metti in Instagram, Cozinha Italiana, e andiamo a imparare a fare un bel mangiare italiano insieme. Va bene? Un bacio a tutti e un istrucon. Ma va bene, mercoledì passato, qua in cantina, abbiamo visto la scuola Cucagna, scuola del italiano, e abbiamo fatto una piccola presentazione del frotto, le scherzi e tal, e che si venisse un momento che dopo De Beto Pinzetta e Marinho, che c'era anche Vincenzo Mefiol, che ha 11 anni, e ha fatto le parti del corpo umano. E noi adesso andiamo a vedere cosa che mi ha approntato. E anche la Valchiria, la che ha fatto anche lei la parte di questa presentazione, parlando solo di idee, come che chiamava idee una volta. Tutte curiosità per altri. Vai là!
Ma va bene, da che siamo qua con i studianti, gli alunni della Cuccagna Scuola del Italiano, Vincenzo, non si avrei idea di mostrargli a loro che che becche studiare le parti del corpo. Non anche mi è vero Marino che a scuola che abbiamo con l'Adriana e i nostri colleghi che abbiamo imparato le parti del corpo umano. Sì o no? Ecco. E allora Alberto, Vincenzo è il pro a vedere se gli viene a mente delle parti del corpo. E le tutte lì. Manca niente. Manca niente. Allora, buonasera. Buonasera. Dai che buonasera a nostra gente là. Così, da quanti anni ghetto? 11 anni. Che vecchio. Stradi là de vecchio. Ormai, ecco. Però allora scosirlo 2 volte. Allora, abbiamo tutti gli studianti qua, approfittiamo per mostrare a loro le parti del corpo. Cominciamo. Parla ben forte, va. Testa, cabelli e rece. Viso, sopracciglia, occhi e ceie. Naso, mostacci, barba e suíça. Boca, lavre, denti e língua. Macela, ganaça, esvesto. Col, osso del col e canalusso. Petto e tete. Opa, siamo dentro bene. Siamo dentro adesso. Mucche, gumio, braço, punho, man, dei, onde. Siamo dentro bene. Opa, vediamo. Ciopa, Schiena. culate Culate. e cul. E adesso? E adesso? Panza, boca di stomaco, bonigolo, fianco e costelle. Coste. Cintura, gambe, de noche, cane e piede. Galon. Pistolin. Piede, calcagno e questo caiccia. Dei onde. Vincenzo anche sa pregare in italiano, sì o no? Sì. Come si fa? Prima il segno. Segno della croce, nel nome del Papà, del Figlio, del Spirito Santo. Amen. Papà nostro che sei in cielo, santificato sia il vostro nome, che venga a noi il vostro regno, sia fatta la vostra volontà, tanto nella terra come nel cielo. Il Papà nostro di cada giorno, denne ancora, perdonare le nostre offese come noi anche perdoniamo a chi ne ha offeso. Non siamo a sarne cascare in tentazione, ma liberenne del male. Amen. Beh, ma stasera Marino, chi che ha fatto a polenta? La Valchiria! Chi che ha voltato la polenta? Valchiria! Chi che ha mangiato tutta la polenta? Chi che ha portato via tutto che ti che sobrà? Valchiria, com'è che sia la storia di Vincenzo che ha fatto la parte del corpo umano, com'è che sia la storia di Dei? Beh, sta a me pare insegnarmi quando ero ancora piccolina, E magrettina anche. Ma allora è tempo, anni. Ma in Dei sei medesimo. Ma desde quando si gorda che si mangia? Para qua mi ti. Tanto, ora dai idee. Un'altra storia. Idee. Allora è così. Piccolin, bell'anel, gamba lunga, sfrassa occhi e coppa per gocci. Aê!
No, che si è della man dritto, della man sanca, ma che un'altra che loro go imparare a me, a tata del metosetta. Sì. Che viene strade al Foresina. Loro la diceva così. Deo Deulin, Campo Marin, Persego secco, corni di becco. Il Deo che aveva del pila oro di tutti, l'era questo qua. Coppa pedocci. Ecco, siamo a finire il nostro filò, ma per parlare in finire il nostro filò, abbiamo il sorteio tutto quanto differente in cui. Proprio così. Pareceve Tusi, pareceve, Josiel, ti pareccia lì la camera per non dimostrare chi che sei la sorpresa. Adilnet, provvedore di accesso internet in tecnologia fibra ottica, la Migi Plus che fa rason per tutte quante le bestie belle e sane qua di casca, Agado Iso Postos Artesianos che fa posi, metti parte elettriche e tutto quanto che Isede Garibaldi da famiglia Fittarelli, avemo la Salumeria Tebaldi che fa salami o socoi, avemo la Pian Alimentos a son per cangati e pessi, avemo la Miriam Alimentos che gese condimentos, chás, temperos, molhos, avemo na linha de limpeza e higiene, quer dizer, a Aquafest, aromas que eternizam afetos. Avemo la Cooperlate che dà apoio alla cultura qua a Serafina, a Sudita e anche due che dizer il italiano lo risa insieme. La vodka Raisca se beber non dirija, la vodka che fa le meglio caipirinhe, abastecedora casquense posto do Décio qua a casca, abastece qua, Solar Power energia solar anche, avemo anche la Vital Mag aparelhos terapêuticos 549 9131 5571, ecco, avemo anche Viveiro Somacal de Farroupilha 5432615857. Noi abbiamo parlato tante volte del pineto, Pinheiro Araucária, que em 6 anos começa a produzir, porque ele é enxertado. E é no Viveiro Somacal que você encontra esse pinheiro, uma infinidade de mudas de frutas. E para falar em fruta e anca, avemo nantro viveiro, quer dizer, viveiro Pitol de Antagorda, que vende mude de nogare. Quer dizer, investimento bom que futuramente rende soldi por fare un consórcio e metter bestie sotto. Va bene? Demo adesso, vanti definire a ultima sonada, adesso pareceve che andiamo a fare una roba differente qua. E game testo qua, una muccia di persone che partecipano, ma pensa tanti. Allora come non anti la nostra idea dar i premi, stasera abbiamo pensato a fare differente. Come femo stasera? Nós vamos sortear 2 pessoas que participaram. Nós vamos sortear 2 pessoas. Independente de qualquer coisa, não precisa mandar foto, não precisa mandar nada. Ganhou, vai receber os prêmios. Nós mesmos vamos entrar em contato com vocês, mas vocês podem nos chamar. No 549 9909 5476 é o meu número. O sorteado vai receber o prêmio, ou melhor, 2 sorteados. Ô Francesco, vem cá ajudar, Francesco, vem cá ajudar a fazer o sorteio. Vem cá, guri caipira, mas ó, bicho velho, bota o chapéu. Aê, buonasera! Olha lá, olha o pessoal de casa tá se assistindo. Bah, como é que foi a festa junina? Foi bacana? Foi? Que especial de primeira. Festa junina aqui não tem dia, Bom, puxa um número lá, bem lá no fundo, onde tu quiser, puxa um número. Aê, bicho velho, só um, vamos ver. Agora segura o balde, Qua su io c'hai, che andiamo a vedere con io c'hai qua il numeretto che sta a tirare, vediamo chi che sei stato qua. Jaci Somacal. Eu não sei de onde é que é Jaci Somacal, de qualquer maneira. Pidarente. Aí, pouco mais. Aí. Jaci Somacal, vamos separar. Jaci Somacal, né? Ó, 549-9909-5476. 2 kits de prêmio. Francesco, chapa qua. 1, 2 in fondo, cata fora um lá. Qualquer número, qualquer papel. Vai. Foi ele. Vediamo qua. Alcione Thaise Zamin. Alcione
Thaise Zamin. Vai saber de onde é que dizer questa tosa qua. É uma mulher. Porque tem Alcione homem também, mas Thaise, Alcione e Thaise. Mais próximo, mais perto. Aí. Para baixo. Aí! E aí, Francesco? Que espetáculo, que maravilha! Ó, Jaci Somacal e Alcione Thaise Zamin, ganhadores de 2 kits de produtos. A tutti quanti vai lá. Struconasso! Una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, ciao. Oh partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, ciao. Se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. Mi seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, ciao. E seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior, delle gente che passeranno, oh bella ciao, tutte le gente che passeranno, mi diranno di bel fior.